Domenica prossima, 13 aprile, a Gangi si celebra la Domenica delle Palme, con la sua singolare processione. È una delle 10 manifestazioni sacre più importanti d'Italia a caratterizzarla, preziosi ed antichissimi paramenti e riti che si tramandano da generazioni. La singolare processione delle Palme è considerata un vero e proprio patrimonio della cultura immateriale tra fede, storia e tradizione. Unico è il ritmare cadenzato dei grossi tamburi, che si diffonde, sin dalle prime ore del giorno, lungo il dedalo di viuzze del centro medievale a preannunciare l'ingresso di Gesù Cristo in Gerusalemme. Un rito sacro millenario che più di ogni altro vede una numerosa partecipazione popolare. Durante il corteo sacro i confrati, delle 12 confraternite, Santissimo Salvatore, Anime Sante del Purgatorio, Santissimo Sacramento, Trinità, Gesù, Maria e Giuseppe, Madonna del Divino Parto, Madonna della Catena, Maria Santissima Annunziata, Maria SS degli Agonizzanti, Maria SS del Carmine, Maria SS del Rosario e San Giuseppe dei Poveri, incedono lenti indossando le tradizionali casacche con le effigi dei santi protettori, e a turno portano a spalla le pesanti palme, fissate attorno a un asse centrale in legno detto cunocchia. Le palme sono adornate con fiori e datteri ma principalmente con minuscole manifatture ottenuti abilmente dall'intreccio delle foglie più tenere delle palme e arricchite con le fighe della confraternita realizzata dall'artista del pane Francesco Lo Giudice. Ogni confraternita sarà preceduta da 2 tamburinara che indossano le rubriche, antichi paramenti sacri del Settecento ricamati in oro e argento. Il programma prevede alle 7,30 del mattino, davanti il sacrato della Chiesa della Catena, la spartenza, la divisione e l'allestimento delle palme che saranno portate in processione. Alle ore 10 in Chiesa Madre, Piazza del Popolo, vi sarà la benedizione delle palme, da qui il corteo sacro incede lento sino a raggiungere la Chiesa del Santissimo Salvatore dove, alle 10,45, ci sarà un momento di preghiera con memoria dell'ingresso di Gesù a Gerusalemme. Dopo il periplo lungo la parte alta dell'abitato la processione farà ritorno in Chiesa Madre dove è previsto l'antico rito della porta della chiesa. Il sacerdote con la croce in mano busserà per ben 3 volte al portone prima di entrare. Seguirà la celebrazione della messa solenne che sarà preceduta da uno dei momenti più attesi, la tamburinata. I 24 tamburinara, 2 per ogni confraternita, daranno luogo a una spettacolare ed emozionante esibizione percuotendo contemporaneamente gli enormi tamburi con ritmi ben cadenzati. Un suono che è possibile udire anche a distanza di chilometri. Ad accogliere questo spettacolo in un clima festoso sarà lo spiazzo sotto gli archi della millenaria Torre dei Ventimiglia.